Buonasera a tutti e benvenuti all'ennesimo incontro campionato allievi regionali Under 17. Oggi in campo Fincantieri, SD Fincantieri contro Vis Palermo. Nella partita oggi tra due squadre che sicuramente oggi vedremo come rivali, ma c'è anche una sorta di gemellaggio nell'aria. Vediamo una classifica cortissima lì davanti. Oggi Fincantieri necessita per forza dei 3 punti per agguantare quantomeno fino alla prossima giornata il Buon Pastore. Ricordiamo la Fincantieri 18 punti insieme al Villabato, 19 invece Panormus e Atena. Cercano di distacco appunto i ragazzi del Buon Pastore a 22 punti, ma contro un avversario oggi la Vis Palermo che anche quest'oggi proverà fino all'ultimo a fare la partita, a cercare quei 3 punti che potrebbero riagganciarla di nuovo alla vetta e quindi essere ancora in corsa per un treno playoff, se non addirittura, chi lo sa, sognare il primo posto, anche se molto lontano in questo momento. Oggi una formazione abbastanza cambiata rispetto allo 0-0 col Bagheria, quella dei ragazzi della Fincantieri. Oggi partirà dalla panchina Mistretta e abbiamo anche una sorta di competizione adesso per i marcatori. Ricordiamo Catanzaro e Marino, 4 gol l'uno, giocano tutti e due entrambi dal primo minuto, sicuramente da tenere d'occhio. Intanto qui attendiamo solo il direttore di gara per l'ingresso in campo ufficiale. Adesso prende il pallone, gli ultimi accorgimenti del caso. Nel frattempo in panchina già seduti, pronti ad entrare tutti quanti, anche i vari rispettivi mister prendono posizione. Intanto il direttore di gara controlla le reti, se ci siano buchi o meno. La prassi sempre rispettata in questo caso. Oggi ricordiamo qui casa della Fincantieri. Allora, ecco qui l'ingresso ufficiale, maglia rossa SD Fincantieri, il vino nero invece di Palermo. Qui proveranno, ripetiamo oggi, una piccola impresa, agguantare quei 3 punti che li porterebbero a -2 proprio dalla Fincantieri. Uno scontro diretto sicuramente interessante. Adesso vediamo un attimo per il saluto ufficiale i ragazzi. Ricordiamo che sono tutti i ragazzi del 2006 Under 17 per quanto riguarda la Fincantieri, mentre classe 2007 invece i re della Vis Palermo. Qui ora si andrà al lancio della monetina. I capitani per quanto riguarda la Fincantieri, Prestigiacomo Alfonso, il portiere, una sicurezza per questa squadra, mentre per quanto riguarda Vis Palermo avremo Arena Riccardo come vice capitano, De Giorgio Emanuele invece come capitano, mentre come vice capitano abbiamo Marino Gioacchini nelle file della Fincantieri. Adesso qui anche il saluto con i vari mister, le squadre, c'è molto fair play, c'è un'area molto festosa oggi, nonostante il tempo che prova a mettere i bastoni tra le ruote. È una gara che potrebbe realmente regalare spettacolo. Siamo ai piedi di Monte Pellegrino, uno spettacolo veramente per pochi oggi. Un cielo grigio che non fa paura a nessuna delle due squadre, che adesso cercano di caricarsi in tutti i modi. Vedremo ora i ruggiti finali, gli ultimi dettami. Sicuramente i capitani staranno anche loro incitando i propri compagni come da mestiere, e qui subito la Vis Palermo che ci delizia, ma risponde a tono appunto anche la Fincantieri. E allora attaccheranno da sinistra verso destra
proprio i ragazzi della Fincantieri. Da destra verso sinistra invece la Vis Palermo. Il calcio d'inizio sarà proprio per la Vis Palermo. Andrà Adelfio, Salvatore. Allora si schierano molto offensivi in questo momento. Giocatori della Vis Palermo pronti a un lancio lungo. Invece no, è una giocata corta. Ancora adesso palla sbagliato e prova a ripartire la Fincantieri, ma ancora una volta è qui in fase di interdizione. Ottimi i ragazzi della Fincantieri. È stato Leonardo Daniele, il numero 7, che oggi si piazza sulla fascia sinistra. Qui tutto regolare secondo l'arbitro, c'è un po' di confusione in mezzo, ma poi ci pensa due volte la difesa a rinviare. Attenzione adesso la possibile contropiede qui. Recupera ancora una volta il pallone, ancora Schiavo che prova a intervenire. E allora il pallone poi giocato largo, qui posizione del pallone, guadagna rimessa laterale, la Vis Palermo guadagna metri in avanti e il lancio ancora centrale. Ancora una volta affidato al suo numero 10. Quasi in postazione, occhio qui, il controllo, forse anche il campo non aiuta tantissimo, un po' macchinoso. Provato Schiavo, forse fin qui, ecco, proprio il pallone per lui, uno dei più pericolosi, ma siamo solo all'inizio. Qui la ruleta addirittura di Catanzaro che comincia il suo show anche oggi. Vedremo come riuscirà a colpire, se si porterà al quinto gol in campionato, addirittura andrà anche per la doppietta quest'oggi. Ricordiamo una classifica veramente corta, le squadre si giocano tanto. Una zona playoff che in questo momento li vede tutti lì nel giro di 3 punti, ma proverà sicuramente la Vis Palermo a inserirsi anche oggi. Qui prova un timido attacco ancora la Vis Palermo, ma c'è un'ottima difesa qui, ma l'arbitro fischia un calcio di punizione proprio sul Marino. Anche lui 4 gol in campionato, sicuramente il leader difensivo in questo momento della sua squadra, giocatore a cui difficilmente forse il mister rinuncia in questi casi. E allora vedremo come evolverà questo calcio di punizione. Parte il cross per la spizzata, subito la Vis Palermo è pericolosissima ancora una volta con il capitano De Giorgi che si è fatto trovare in aria proprio sul cross del suo compagno. C'è stata però deviazione, sarà calcio d'angolo, vediamo. Andrà proprio lì col suo destro, la traiettoria a uscire molto probabilmente. Parte il cross ancora in mezzo a cercare il capitano e poi la ribattuta ancora, la parata miracolosa di Presti Giacomo che fa valere tutto il suo senso della posizione. E qui De Giorgi era andato sulla respinta del compagno a botta sicura. Adelfio Salvatore era riuscito a colpire, a spizzare di testa. Il pallone poi non è riuscito nel tap-in, proprio il capitano De Giorgi. E ancora adesso il Cus che in questa fase si schiaccia un pochino. Sicuramente i ragazzi della Vis Palermo in questo momento hanno qualcosa in più dal punto di vista di pressione, che li spinge comunque a fare la partita. Qui il direttore di gara fischia un fallo, un leggero contatto su Adelfio che però aveva preso posizione. E qui vedremo uno dei prossimi duelli, proprio quello tra Marino e Adelfio. Vediamo adesso il calcio di punizione. Quindi chi batterà questo calcio di punizione? Si allontana De Giorgi in questo momento. Posizione defilata per un tiro, ma sicuramente le possibilità ci sono di vedere anche una conclusione in porta. E qui Presti Giacomo chiama la sua barriera di restare compatti, di non aprirsi. La posizione ancora un po'. C'è proprio anche Catanzaro.
si immola lui, parte invece il cross e ancora una volta Marino, ma il pallone era rimesso in mezzo, era Schiavo, poi giocata in avanti ancora, prova adesso un contropiede, qui direttore di gara lascia in avanti per il vantaggio, ancora una volta prova a imbucare per il numero 11, prova a giocare Schiavo Mattia, non trovato qua dai suoi compagni, fa buona guardia Mazzola. Oggi sarà lui a difendere i pali della Vis Palermo e qui gira la palla basso, abbastanza rischioso e viene intercettato, infatti. Attenzione perché adesso ci prova Fiorentina a difendere ma non riesce, c'è la spizzata in avanti, ancora Delfio che fa un'ottima giocata, sempre per Visconti che prova lui ad lanciarsi lì, l'arbitro fischia, sarà calcio di punizione. Ora la Fincantieri che ancora non si è completamente accesa, qualche ripartenza, quindi qui niente di pericoloso, sicuramente determinante in questo momento Prestigiacomo con la sua parata, si è risultato ancora il 0-0 e sicuramente merito suo. E allora disimpegno un po' difficoltoso qui, recupera la Vis Palermo che poi ricomincia. Non è giocata al centro sbagliato e allora ancora prova a ripartire Scafidi che non è girato ancora, si chiude bene il triangolo, Scafidi in avanti, sempre il pallone per Viviano che allarga ancora lui, il pallone è giocato all'indietro, ancora una volta Graziano che prova la giocata alta ma c'è fuori gioco, secondo il direttore di gara era al di là della linea difensiva. Molto bene i movimenti dei compagni dietro, applaude infatti il portiere della Vis Palermo. Qui ottimo ancora una volta Marino che sicuramente giganteggia lì al centro. Qui è giocato forse troppo lungo a cercare Schiavo, chiede la rimessa, non viene accontentato, c'è l'arbitro che fa segno che il pallone sarà rimesso in gioco dalla Vis. Ancora qui c'è l'anticipo, è giocato ancora per Livigni che prova lui, il pallone ancora, c'è la chiusura ancora una volta di Graziano che poi viene caricato anche dai tifosi, l'arbitro che deve fischiare lui, rimessa in gioco, sarà proprio rimessa laterale, chiede un attimo di tempo qui. Sicuramente le soluzioni ci sono, la partita è cominciata da poco, ma una panchina folta, quella di entrambe le squadre. Vedremo se intanto i titolari ora riusciranno a sbloccare il match. Allora il pallone ancora una volta gestito in fase difensiva, qui protegge il pallone ottimamente. Vis guadagna un'altra rimessa laterale, avanza metri, quasi un'azione rugbistica in questo momento. Vedremo ora cosa proveranno a organizzare i ragazzi il completino oggi nero. Qui guadagna un ottimo calcio d'angolo, ancora la Vis che siamo già al secondo calcio d'angolo, questa volta è stato Visconti Antonio a riuscire a prendere questo pallone, a guadagnarsi il calcio d'angolo. Occhio al cross ancora sporcato ma in qualche modo efficace, Tantillo è riuscito a mettere nuovamente in calcio d'angolo. Qui serve una maggiore forse attenzione da parte dei ragazzi del Fincantieri. Ancora il pallone dentro, esce sicuro ancora una volta Prestigiacomo, il pallone rimane lì, ci prova con un altro cross, attenzione perché poi c'è fuori gioco, era stato Giacomo Agnello davanti la porta, ha chiuso benissimo lo specchio Prestigiacomo ma comunque c'era fuori gioco. Il risultato è ancora allora di 0-0, ma sottolineiamo in questo momento la pressione alta e il gioco anche a ritmi molto alti della Vis Palermo, che sicuramente
ripetiamo, ha una pressione addosso maggiore. Qui sarà proprio Marino ad andare il lancio lungo, ma il pallone ancora calamita nei piedi ancora dei giocatori della Vis Palermo. Attenzione, perché poi un po' di confusione in mezzo e qui l'arbitro fischia fallo. Un fallo abbastanza dubbio secondo molti, ma rimane a terra ancora Zappavigna e qui sicuramente il ragazzo il colpo l'ha preso. Poi a protestare anche Prestigiacomo con i suoi compagni e richiamarlo proprio Leonardo a dirgli di rientrare. Sicuramente Prestigiacomo da capitano fa sentire la sua voce, la sua importanza anche in fase difensiva, anche con l'arbitro qui a capire che deve applicare forse lo stesso metodo di giudizio, visto i 2 interventi subiti prima e non fischiati. L'arbitro non fischia fallo, ma ha interrotto solo il gioco e quindi si ripartirà con una palla scodellata che verosimilmente verrà rimessa ancora una volta dai giocatori della Fincantieri verso la parte del CUS, la Vis Palermo. No, si continua a giocare allora. Ok, ancora adesso largo il pallone per Schiavo che tenta la giocata, che riesce, il pallone in mezzo e forse qui un tocco di troppo da parte di Schiavo che poteva benissimo involarsi verso la porta, ha preferito invece tornare al centro. Adesso attenzione perché c'è il lancio lungo, ma ancora una volta Prestigiacomo in uscita con la testa riesce a intercettare e chiudere. Poi un po' di esperienza, si lamenta Lonardi per un pallone allontanato, andrà proprio Fiorentino a battere, il pallone è giocato in mezzo e allora ancora prova una lieve pressione, funziona qui, ancora Lonardi, il pallone è giocato al centro, è sempre allora in controllo la Vis, ma attenzione a queste volate, queste ripartenze ancora una volta con Schiavo che costringe allora Fiorentino alla rimessa laterale. Adesso vedremo D'Alessandro, lui che è partito in panchina la scorsa partita contro il Bagheria, ricordiamo il risultato di 0-0. Ma adesso lui la sua rimessa al centro, cercare proprio la testa del suo numero 10 Giovanni Catanzaro. E allora ancora una volta il pallone è giocato, i giocatori della Vis con molta sicurezza qui costruiscono molto bene, ma c'è un'ottima fase difensiva ancora una volta dei ragazzi della Fincantieri, che sicuramente qui Schiavo prova la giocata di prima, una palla geniale qui di Schiavo, forse è capita un po' troppo tardi dal compagno e c'è il lancio ancora una volta chiuso, c'è proprio Fiorentino che un po' di insicurezza qui e allora ricomincia con il lancio a cambiare completamente il gioco, che è il numero 11 che qui viene messo giù, caricato allora Antonio Visconti, proprio il capitano De Giorgi, a battere questa rimessa, questo calcio di punizione. Ora fischierà l'arbitro, ha rimesso in gioco verosimilmente no, ha dato già il via e qui si dispongono adesso una difesa abbastanza bassa, giocatori della Fincantieri, e qui Marino ancora riesce a guadagnare fallo, ma provvidenziale, anzi è stato Calisti provvidenziale qui a usare tutto il fisico, tutta la sua esperienza e prendere questo importantissimo fallo. Proprio in questo momento Marino si incaricherà lui del gioco. Allora è giocato sulla fascia ancora una volta per Catanzaro, che prova il lancio in avanti a cercare sempre il suo numero 9 Viviano. Occhio adesso il problema perché D'Alessandro ha una chance, pressato qui, la riesce a mettere giù e qui guadagna un calcio di punizione. D'Alessandro prova a spiegarsi qui il numero 7 Lonardi il rotolo, il direttore di gara, c'è stata una spinta secondo quest'ultimo
E allora andrà proprio Scafidi, si avvicina però sul calcio di punizione anche Tantillo. E allora forse per compondere sanno il 7 e l'8 sul punto di battuta e il 7 e l'8 per fare una citazione abbastanza cinematografica. In barriera saranno Zappavigni e Lonardi. È un duello personale, vedremo chi andrà alla conclusione o verosimilmente al cross. Andrà con una finta, è andato Scafidi e quindi andrà Tantillo in mezzo, il pallone giocato e poi colpo di testa, l'ha messa dentro Schiavo, vantaggio della Fincantieri per 1-0, è proprio il gol di Mattia Schiavo quello che ci voleva e qui la dedica sicuramente l'esultanza come Cristiano Ronaldo, lui che giocherà al mondiale. E qui adesso la Fincantieri dopo una fase di sofferenza si porta sicuramente in vantaggio con un ottimo colpo di testa di Mattia Schiavo che è riuscito nella zampata finale. Adesso proverà allora la Vis Palermo, vediamo come reagirà a questo colpo subito. Adesso in trance agonistica ancora Schiavo che qui con l'esterno trova un pallone delizioso, ancora l'1-2 che si chiude, Schiavo ancora, il pallone a cercare di Viano e allora capisce tutto la difesa della Vis Palermo, da lontana c'è il cambio adesso di gioco, si va per vie centrali ma adesso un po' di confusione, si è accesa la partita, qui uno scontro, il gioco tutto regolare, fa segno l'arbitro e allora si continua ancora una volta, pallone al centro ma ancora una volta pallone finisce rimesso dal fondo, un po' troppo frettoloso, forse è stato con il numero 8 Scafidi cercare questo lancio per Schiavo e allora sarà ancora una volta la Vis Palermo a rimettere ma c'è un'ottima chiusura ancora una volta di Graziano, non ci pensa due volte, non bada tanto allo stile e quindi direttamente rimessa laterale quando siamo quasi alla metà del primo tempo. Ricordiamo sempre il risultato, sempre per 1-0 a favore dei ragazzi della Fincantieri. Ecco poi anche il risultato della giornata e qui adesso attenzione perché Schiavo prova il pallone in mezzo, ottima ancora una volta la difesa della Vis Palermo che fin qui veramente non ha lasciato moltissimi spazi. Attenzione adesso al contropiede, prova con il numero 7 Leonardi e qui c'è la chiusura ancora una volta in calcio d'angolo, andrà Fiorentino a battere, si avvicina anche Livigni che lascia poi l'incarico proprio al suo compagno di squadra, sarà anzi rimessa laterale, non più calcio d'angolo, fa segno il direttore di gara. Allora il pallone ancora Lonardi, giocato all'indietro del Fiorentino che prova in cross e qui adesso attenzione perché De Giorgi la rimette, attenzione prova in contropiede, qui si impegnano i giocatori della Fincantieri ma il pallone poi viene recapitato ancora una volta dal centrocampo dei giocatori in maglia rossa. Qui ottima il movimento ancora una volta con un fallo, ha preso come se forse poteva lasciare anche giocare ma il fallo su Viviano forse troppo per non fischiarlo, ha preso veramente bene la posizione qui sul difensore. Era dopo una fase sicuramente dove io ho visto soffrire i ragazzi della Fincantieri, ora cominciano a uscire anche la testa, questo gol sicuramente può dare loro una verve in più. Qui il direttore di gara prova a far rispettare la barriera, uno sguardo abbastanza minaccioso il suo. Vedremo allora come batteranno i ragazzi della Fincantieri. Era proprio Calisti sul punto di battuta, viene toccato allora
è uno schema. Ottimo pallone di Catanzaro che va in mezzo a cercare ancora una volta Viviano. Lo schema qui era buono, giocatori però troppo fermi, quelli del Vis Palermo, che fin qui sicuramente in difesa stanno facendo una grande partita. L'unica nota negativa forse il gol, ma non mi sentirei di giudicare tantissimo questi ragazzi, visto comunque la grandissima parata di Mazzola. Sfortunati poi nel rimpallo. E allora attenzione, perché adesso prova ancora Viviano, il pallone giocato largo, il cross forse un po' troppo largo per Schiavo, la palla termina allora, il rimesso dal fondo sarà Bruno Mazzola a rimettere allora con i piedi, giocata subito per il suo compagno di partner difensivo. E allora Fiorentino prova a saltare ancora ad Alessandro, che guadagna qui l'ennesimo calcio di punizione. Sta giocando veramente una partita molto educata Alessandro, molto attenta. Qui recupero, l'ennesimo recupero palla, il suo. Guadagna addirittura un calcio di punizione. Allora sarà proprio Marino che qui prova a battere velocemente. Andrà solo Nardi in barriera questa volta. E allora il pallone giocato largo ancora per D'Alessandro, di nuovo per Marino che prova di prima il cross dentro e poi la conclusione, attenzione improvvisa col numero 4 ancora Stefano Calisti, ha provato, posizione abbastanza centrale, un pallone a mezza altezza, giusto qui la conclusione forse un po' meno preciso, e approverà ancora una volta la Vis Palermo, ma adesso c'è un attimo di confusione nelle file dei ragazzi in maglia nera. C'è il cambio, gioco molto rischioso ma efficace per Fiorentino, che poi sbaglia la misura del passaggio. Si ripartirà allora con una rimessa laterale in favore della Fincantieri, e qui D'Alessandro che ha preso sulla competenza la fascia, comincia a guidare anche i suoi, predica calma. Sarà proprio lui a battere. E allora va Schiavo sulla traiettoria, il pallone è intercettato, ma c'è un'ottima chiusura di Scafidi che non bada tanto allo stile. E la riparte ancora una volta la Vis, e qui rischia tantissimo. Adesso questo gol forse è stata una mazzata per i ragazzi della Vis Palermo, stavano sicuramente facendo la partita. E qui avremo un attimo di interferenze nei veicoli fuori dal campo, stanno piano piano allontanando. Sarà ancora una volta Tantillo allora a battere questa rimessa con le mani, sempre 1-0 per la Fincantieri, risultato ora giusto possiamo dire per quanto visto negli ultimi minuti. Qui il pallone è lanciato proprio da De Giorgi, un po' frustrazione anche questo rilancio, sempre Tantillo incaricato lui a battere. Allora, il pallone ancora giocato lì in mezzo, c'è ancora una volta il ripiegamento difensivo, adesso cambio di gioco perfetto, ma forse un attimo in ritardo qui Lonardi, non è riuscito lui ad arrivare su questo pallone. E allora sarà ancora una volta D'Alessandro che ricomincia da dietro, il pallone lancia ancora a cercare una sponda per Schiavo, sicuramente il più dinamico dei suoi. Qui il lancio può diventare pericolosissimo, ma ancora c'è la chiusura, e qui Prestigiacomo forse un po' sbilenco ma efficace comunque. E adesso attenzione ancora una volta Schiavo che prova, Fiorentino contro D'Alessandro, si rinnova il duello, e allora il duello vinto ancora una volta da Alessandro. Proprio D'Alessandro cercare la testa di Schiavo, ma trova il suo compagno di squadra.
Allora pallone che si impenna in avanti, ha provato a mettere già giù Scafidi, quindi il lancio poi diventa facile preda di Marino che saggiamente si rifugia dal suo portiere e adesso provano a rimettersi anche in campo ordinati i giocatori del Fincantieri. Qui si prosegue, ottima la giocata ancora dello stretto, un pallone in avanti, a cercare proprio il suo numero 9 Viviano, che però non riesce qui a controllare un pallone che sembrava alla sua portata, e allora sarà proprio il capitano della Vis Palermo a rimettere in gioco De Giorgi. Pallone giocato lì in avanti, cercare ancora una volta la sponda di qualcuno e poi ancora una volta De Giorgi ha trovato un rinvio che non va a buon fine, va a fine termine rimessa laterale. E allora provano a salire un pochino anche con la linea i giocatori della Vis Palermo. Un attimo di chiarimenti sicuramente non si discuteva della battuta. Cambio gioco perfetto qui ancora del numero 10 della Vis Palermo. Il pallone è rigiocato ancora per il suo capitano, si infila De Giorgi, ma c'è un'ottima chiusura di Marino. Che stagione qui per lui. Marino prova ancora una volta in mezzo a tre, forse con un piccolo fallo non fischiato per il vantaggio, ma qui sicuramente è Marino che adesso zoppica un pochino, ha preso sicuramente una botta ma ha voluto continuare lo stesso la sua progressione. Adesso è una guerra qui, il pallone è giocato, forse c'è un braccio troppo alto, calcio di punizione. Qui c'è Marino adesso a terra che risente adesso un pochino della botta. Gioacchino Marino oggi in veste di vice capitano, in cui determinante la sua stagione per il posizionamento in classifica dei suoi. Ma riprendiamo intanto con un calcio di punizione in favore della Vis Palermo. Vediamo cosa succederà questo calcio di punizione. Un po' di vento, forse quello potrebbe disturbare la traiettoria. Adesso il cross dentro a cercare proprio Fiorentino che prova a rimetterla dentro, ma c'è un'ottima chiusura ancora una volta, cioè perché il pallone è rimesso sempre dentro la Fiorentina e qui c'è una spinta non sanzionata. Attenzione perché poi ci prova Agnello a spizzare. Qui adesso le proteste anche giuste, giocatore Fincantieri, ci sta una spinta non sanzionata. Qui il direttore di gara poteva benissimo interrompere il gioco, ma non ne ha voluto sapere e allora si ripartirà dal rinvio dal fondo. Sarà ancora una volta il capitano Alfonso Prestigiacomo a rimettere il pallone dentro e dall'altro lato il suo collega di ruolo chiama anche il tempo. Sicuramente non penso che Prestigiacomo cominci a perdere tempo a metà nemmeno a metà della partita. Cioè, tanto la progressione adesso comincia a riprendere di nuovo campo qui la Vis Palermo, cioè perché il lancio per Schiavo ma a buona guardia, addirittura con i piedi esce. Qui Catanzaro sbaglia la sponda, allora il pallone è giocato al centro, buca completamente. Poi l'intervento ancora di D'Alessandro che qui si fa trovare impreparato, ma è ancora D'Alessandro, vediamo se arriva lui a chiudere. Decisivo qui D'Alessandro, ha fatto tutto lui, rilancio e recupero. Che gamba di questo giocatore che fin qui sta dimostrando veramente di essere lui il padrone della fascia destra. Qui il cross, ancora il pallone dentro. Prestigiacomo
cade sul pallone, lo fa suo, non ha paura di buttarsi nemmeno in questo terreno così scomodo e duro. Qui ora ottimo il giro palla difensivo, esce molto bene con un pallone pulito, e qui addirittura il tunnel provato ancora una volta, una giocata forse leziosa ma sicuramente per lo spettacolo. E qui ancora una volta Tantillo protesta con Giorgi, la rimessa sarà della Fincantieri. Si incarica allora Gaziano della battuta. Sarà proprio lui a rimettere in mezzo ancora. Qui non è riuscito nella chiusura. Ancora una volta Calisti che si è fatto trovare 2 volte impreparato. E qui Prestigiacomo poi prova a proteggere anziché prendere il pallone. L'arbitro fischia fallo. Di Vigni qui si era involato. Si era involato verso l'attaccante. Prendere il pallone. Stretta di mano allora tra Livigno e Prestigiacomo. Si ripartirà con un calcio di punizione. Andrà proprio Prestigiacomo, no? La lascia. La sale anche da Alessandro. Chiamano la linea alta. Portano molti uomini nella metà campo offensiva. Proprio Marino allora con rilancio lungo a cercare Schiavo ancora, adesso che in questa fase è forse un po' calato. Qui c'è la spinta di Fiorentino su Schiavo. Allora sarà Calisti a incaricarsi. Calcio di punizione, la lascia lì. Sarà ancora allora Marino, sempre lui. Qui ora il direttore di gara fa rispettare il calcio di punizione. Sarà proprio Marino a battere. Allora va Marino con un pallone giocato dentro a cercare Schiavo, ma di testa. Ancora una volta libera Fiorentino. E allora si accontenta, no? La prende qui Marino che prova un altro cross. Pallone giocato lì a cercare Schiavo. Occhio ancora D'Alessandro, si è infilato lui. D'Alessandro, ottimo gioco di gambe. Qui non riesce poi nell'ultimo passaggio verso Schiavo, ma sicuramente ottima giocata qui. Era un po' stanco adesso sulle corde. Allora rimette ancora una volta la vis. Ricordiamo che con questa vittoria, occhio qui attenzione un attimo, D'Alessandro prova il cross, anzi scusatemi, era Schiavo, ha provato un cross dentro. C'era Viviana a chiedere il fallo di mani, ma attenzione perché adesso c'è un'azione da una parte e dall'altra e qui costretto Gaziano, le maniere forti. Ricordiamo che con questa vittoria sicuramente la Fincantieri dà anche un messaggio importante al campionato, si porterebbe a -1 dalla vetta, sperando anche nello scivolone di qualche suo avversaria lì, sempre in zona playoff. Invece si allontanerebbero un pochino le speranze, anche se il campionato è ancora lungo. Per la Vis Palermo sicuramente è molto da lavorare, bene in fase difensiva, anche in fase offensiva forse si è rotto qualcosa nel momento del gol. Le sicurezze acquisite durante l'inizio match e in fase di riscaldamento sono un po' cadute dopo quel gol di Schiavo, un po' di rapina, molto intelligente infine sul secondo palo e battere purtroppo incolpevole Mazzola che ci ha provato in tutti i modi a non far entrare quel pallone. Poi ricordiamo l'esultanza dedicata di Schiavo sicuramente alla CR7. Si ripartirà allora dopo un lieve time out. I ragazzi sono un attimo rinfrescati, hanno bevuto un po' d'acqua. Si ripartirà con una rimessa laterale. Sarà in favore della Vis Palermo. Allora sarà proprio Riccardo Arena, vice capitano, sarà lui a battere questa rimessa laterale. Ora è Catanzaro che intercetta ma non riesce nello stop. Qui si ferma Catanzaro e allora pallone poi giocata all'indietro, molto fair play qui, poi viene riconsegnato
alla Fincantieri. E allora ennesimo lancio lungo della partita a cercare Viviano, e qui ottimo l'intervento ad anticipare proprio di Catanzaro, il bomber, lui con Marino di questa squadra. E allora si riorganizzano difensivamente. Poi ha lasciato ancora Giacchino Marino, che sicuramente con il suo destro sta dando tante noie con questi cross interessanti. E qui ottimo il pallone, ancora la conclusione qui di Catanzaro, che vede e sente la porta. E allora sarà Fiorentino. Pallone ancora una volta ad Alessandro, ma c'è calcio di punizione su di lui. No, l'arbitro fischia una rimessa laterale. Allora Fiorentino approfitta della lacuna difensiva lasciata proprio da Alessandro. Ma Catanzaro fa buona guardia, recupera ancora una volta. Adesso un po' di confusione, si lotta a centrocampo, pallone pulito poi ancora per i giocatori della Vis Palermo. Qui ha provato la giocata nello stretto, Graziano dice ancora una volta di no. Guadagnanzi una rimessa al laterale, tanto lavoro di quantità. Sicuramente Visconti sta facendo il possibile per dare un sostegno in più ai suoi compagni, ma se forse la fase offensiva non è stata fin qui al 100% quella dei giocatori della Fincantieri. Occhio al lancio adesso proprio per Visconti, che prova lui la sua giocata, ancora una volta rimontato. Ripeto, se la fase offensiva sicuramente non è andata bene, nonostante il vantaggio e le varie occasioni create. E qui il calcio di punizione, forse no. La fase difensiva della Fincantieri fin qui veramente solida, un terzetto dietro niente male. Quando si ha in squadra giocatori come Graziano e Marino, sicuramente anche Leonardo ha dato molto il suo contributo, ma tra tutti forse da sottolineare la prova di D'Alessandro, che fin qui è, a mio parere, il migliore dei suoi. Tante sgaloppate sulla fascia, non si è fermato un attimo, anche tanti recuperi per lui. E adesso tie break un attimo, c'è proprio Calisti a terra con numero 4. Ricordiamo che ancora siamo nella prima parte, non c'è il cronometro purtroppo selezionato, ma siamo ancora primo tempo. Ci avviciniamo verso la fine. Allora, proprio da Alessandro sarà lui a rimettere in gioco. Pallone per Schiavo che la rigioca, allora all'indietro. E qui ennesimo gesto di fair play. Mazzola subito, non ci pensa due volte a rinviare. E il pallone ancora una volta scodellato in avanti, ma c'è sempre una copertura ottima di Graziano, che dice di no. Ancora il pallone giocato lì, ma c'è un fallo in precedenza. E qui serve l'intervento dello staff medico, forse. Zappavigna, qui classe 2007 a terra. Ricordiamo, per chi cominciasse a seguire il match da ora, sempre 1-0. Cantieri che attaccano da sinistra verso destra nel vostro schermo. Vis Palermo dall'opposto. Adesso si riprenderà con la palla di nuovo scodellata. Vedremo qui De Giorgi come ci sia di giocare questo pallone. Palla giocata in avanti, allora, ma ancora una volta la chiusura della difesa qui della Fincantieri. Allora De Giorgi poi non bada a spese e manda in rimessa laterale. Poteva appoggiare facilmente forse al suo portiere, ma non si è fidato del pressing di Viviano, e quindi sarà rimessa laterale ancora.
Ancora la Fincantieri, qui il pallone poi spizzato e giocato proprio per Fiorentino, ennesimo duello con D'Alessandro che lo riprende, ma poi ci pensa ancora una volta Leonardo a mettere rimessa laterale. Pallone ancora lì giocato dai ragazzi della Vis Palermo. Occhio all'inserimento centrale, ancora Fiorentino si fa vedere, subito marcato da Alessandro e qui Marino chiude per l'ennesimo calcio d'angolo. Allora, tantissimi calci d'angolo, sfruttano tantissimo le palle alte. Sicuramente Adelfio Salvatore con il suo numero 9 potrà rendersi pericoloso di testa ancora una volta. Adesso rimessa laterale è stato proprio Leonardo. Ora termina addirittura fuori dal rettangolo di gioco, quindi verrà rigiocato il secondo pallone. Qui il pallone ancora Marino costretto agli straordinari. Allora Viviano appoggia ottimamente un pallone delicato che Schiavo riesce bene a gestire. Ancora Viviano qui messo in difficoltà, il suo palleggio però è ottimo. Ancora il pallone in verticale a cercare proprio Schiavo, che qui viene marcato da Fiorentino. Schiavo proprio la giocata, ma viene chiuso ancora una volta. E adesso riparte la Vis, che adesso comincia di nuovo a prendere fiducia. Il lancio ancora una volta per gli sconti, forse un po' troppo lungo qui, lotta nei due, c'è forse una spinta. Vediamo cosa dice il direttore di gara. Che interviene e fischia l'ennesimo calcio di punizione in favore, ragazzi. Anche se il pallone ce l'ha in mano la Vis, si chiariscono, no? Allora non ha interrotto il gioco per un calcio di punizione, ha semplicemente qui ora un pochino di comunicazioni anche con l'allenatore, chiede anche lui il motivo del fischio. Infatti in effetti aveva un po' ingannato tutti, ma fin qui sicuramente anche il direttore di gara sta facendo rispettare tantissimo le regole di gioco. Una direzione fin qui quasi impeccabile, forse un modo di lasciare giocare anche pesante per certi versi, ma sicuramente questo giova allo spettacolo. E qui adesso il pallone termina tra le braccia di un tifoso. Allora il direttore di gara invocato qui dai giocatori della Fincantieri, chiedevano un fallo. Qui ora c'è adesso un'incomprensione tra la difesa e il centrocampo, sarà calcio d'angolo, l'ennesimo calcio d'angolo anche per la Fincantieri. Si occupa allora proprio Catanzaro sul punto di battuta, proverà lui allora a concludere. Allora il pallone ancora una volta giocato in mezzo e qui ha provato Gaziano, il suo colpo di testa neutralizzato centrale. Qui sbaglia De Giorgi che poi si trascina il pallone fuori ancora una volta, reazione di frustrazione qui De Giorgi, che però da capitano dovrebbe essere lui è quello con i nervi più saldi. Qui una lieve spinta di Viviano, tutto regolare, ancora Viviano che si inserisce ma prende un colpo e qui il direttore di gara lascia giocare, poi si ravvede, ma è tutto ok, ci rialza Viviano che effettivamente sembrava aver preso un colpo abbastanza duro. Allora, ancora qui la giocata, ancora una volta Scafidi ha provato la finta di corpo per lasciare scorrere il pallone. Cross dentro allora a cercare ancora una volta la girata di Schiavo
cosa stava per combinare ancora una volta Schiavo. Sta per girare in un fazzoletto. Qui però deve stare molto più attenta alla difesa, perché quel pallone non può arrivare nei piedi di un giocatore come Mattia Schiavo. E allora Prestigiacomo va al rilancio lungo. C'è la spinta proprio del capitano De Giorgi. Tantissimo lavoro di sacrificio quello di Iano, che fa sportellate un po' con tutti quest'oggi. L'arbitro comunica che ci saranno minuti da recuperare. Sarà proprio Catanzaro a incaricarsi del pallone, chiama la distanza, quindi solita prassi. Allora qui la distanza forse un po' troppo lunga, ma va bene lo stesso. Sarà proprio Catanzaro allora, anche lui con il suo destro. Vediamo adesso cosa proverà a fare. Parte un suo cross e qui il pallone poi giocato al volo ancora da Scafidi. Un tiro cross abbastanza innocuo, e allora sarà ancora una volta a rimettere con i piedi proprio Mazzola, no? Lascia il compito al suo compagno di squadra, che cerca ancora una volta il suo pivot, il suo numero 9. Qui occhio all'errore, forse il primo in fase di impostazione della Fincantieri, proprio con Marino, che fin qui sta facendo una signora partita. Troppo siamo umani, si può anche sbagliare. Qui Marino ha rischiato tantissimo, ma sicuramente non cancella tutto ciò di buono che è stato fatto fin qui. Addirittura sa proprio lui a incaricarsi di questo calcio di punizione. Il lancio ancora una volta in avanti perfetto nei piedi, qui a cercare proprio Tantillo, che combatte ancora con De Giorgi. Allora riparte ancora una volta la Vis, vediamo se riesce a chiudere questo primo tempo in fase offensiva, ma Marino ancora dice di no e il pallone termina allora in rimessa laterale a favore proprio della Vis Palermo. Ancora provato qui un anticipo di testa proprio Graziano Andrea. Di gara fischia il fallo, c'è un po' di proteste, ma non ne vuole sentire ragioni. E allora si ripartirà con questo calcio di punizione, il cross dentro, cercare proprio la testa di qualcuno, poi la palla rimane lì ancora. Fiorentino prova a combattere in aria, ma è stato proprio Marino, numero 3 contro il numero 3. Ancora una volta attenzione, perché poi il pallone è giocato dentro e qui forse fuori gioco, no? A segno che è tutto regolare, completamente dimenticato dalla difesa Livigni. Era riuscito a smarcarsi benissimo tra terzino e difensore. Qui vediamo anche l'esultanza, risultato che ritorna di 1-1. Adesso un po' di aria pulita anche per la Vis Palermo, che ritrova allora un po' di entusiasmo. Qui l'esultanza dei ragazzi, che proprio del numero 10 Andrea Livigni è riuscito a bucare col colpo di testa uno fin qui attentissimo Prestigiacomo. Si riparte allora, no? L'arbitro allora su questo gol fa cenno di fine primo tempo. Noi ci rivediamo allora per l'inizio del secondo tempo. 1-1 il parziale, a dopo.
Ci siamo allora per questo secondo tempo, cominciano a rientrare le squadre, comincia intanto a rientrare la Vis Palermo che fin qui ricordiamo la sua formazione: Mazzola in porta, De Giorgi capitano quest'oggi con Fiorentino nel reparto difensivo, Arena vice capitano, ma poi abbiamo Luigi Mauro, Agnello, Lonardi, Zappavigna, Delfio, Livigni, Sconti, che fin qui sta rendendo veramente difficile la vita ai difensori della Fincantieri, ma sicuramente il Livigni con il suo gol fin qui regala il pareggio alla sua squadra. Una Vis Palermo che fin qui non ha potuto, come dire, recriminare nulla. Un pareggio giusto, forse troppo pesante come parziale, 1-0 iniziale della Fincantieri che è partita un po' sottotono, poi ha preso campo. Fincantieri invece, ricordiamo, un ottimo portiere in quest'oggi, Presti Giacomo, sta facendo veramente la differenza. Da Alessandro fin qui anche lui uno dei migliori dei suoi. Marino giganteggia sempre in difesa come centrale, 0 errori per lui in questa partita. Poi abbiamo Calisti, Leonardo Cazziano, Tantillo, Scafidi, che è anche lui una spina nel fianco, insieme a Viviano. Catanzaro forse un po' sottotono fin qui, Catanzaro ben contenuto dal centrocampo del Vis Palermo. Poi abbiamo l'autore del gol del momentaneo 1-0 che è Mattia Schiavo, un grande gol di rapina di testa, ha trovato quell'angolo incolpevole, ricordiamo, nel gol Mazzola che prova in tutti i modi a respingere la prima conclusione. E allora cambio campo, in questo momento non sembrano esserci cambi, o almeno non sembra che ci siano grandi modifiche anche strutturali delle due squadre. E allora sarà proprio Schiavo, sarà proprio la Fincantieri a rimettere il pallone in gioco. E qui adesso cominciano a salire un po' tutti. Classico schema offensivo in linea. Allora ci sono proprio Tantillo e Catanzaro insieme a Scafidi pronti a partire. Ora verosimilmente verrà giocato dietro, addirittura provano forse i due centrali, e per poi trovare una traccia lunga. Vediamo che con questo pareggio la classifica si muove, sì, ma di poco. In questo momento la Fincantieri aggancerebbe a 19 punti proprio Atene e Panormus, aspettando comunque i risultati delle avversarie. Sempre Buonpastore primo, si accorcia sempre di più la classifica lì davanti, ma forse con la vittoria del Buonpastore potrebbe anche pensare una fuga. Mentre per quanto riguarda la Vis Palermo, la Vis Palermo che non cambia tantissimo, un pareggio forse un po' inutile, forse di sostanza. Attenzione perché qui un attimo, perché c'è Tantino che entra, il pallone giocato per Schiavo. E allora subito Fincantieri è entrata con un appiglio diverso rispetto al primo tempo. Qui sicuramente ha fatto molta paura la coppia Tantillo-Schiavo. Si riparte allora di nuovo dal portiere Presti Giacomo, e quindi diciamo una classifica che per la Vis Palermo conta, si muove pochino, conta tantissimo oggi vincere, provare a prendere i 3 punti che la farebbero tornare in corsa sicuramente con più certezza già da stasera per un treno per i playoff. Qui ora contendono questo pallone, ci sarà rimessa laterale in favore della Fincantieri, e qui ottimo Viviano il suo stop, trattenute Viviano ancora una volta, una partita spettacolare la sua, molto fisico, molta anche l'intelligenza qui di prendersi questo fallo, far salire i suoi compagni. E allora sarà proprio Marino a giocare ancora per Catanzaro, ma l'arbitro fischia. Sono passati circa 3 minuti dall'inizio di gioco, quindi con ritmo la partita l'ha preso molto molto piacevole. Entrambe le squadre stanno dimostrando
di poter competere in questo campionato. E qui il pallone giocato in mezzo, forte da Marino, proprio per Mattia Schiavo che riceve forse un colpo qui e l'arbitro ferma subito il gioco, chiama allora lo staff sanitario. Intervento su Mattia Schiavo, fin qui lui a decidere con il suo gol. E allora vedremo un attimo come evolverà la situazione, se ci sarà un cambio. Sicuramente le cartucce in panchina ci sono, pronte a essere lanciate. Cristian Cilio che scalpita, comincia la fase di riscaldamento. Prepartita molto carico pure lui. E allora nel frattempo che vengono usate addirittura ghiaccio spray, viene portato fuori Mattia Schiavo, che qui giustamente dovrà chiedere di rientrare il permesso al direttore di gara. Si ripartirà allora, rimessa laterale che viene riconsegnata alla Vis Palermo. E allora prova a imbastire un'altra azione, ancora una volta il pallone giocato in avanti. Qui il Palermo molto pericolosa con questi lanci. Qui chiude benissimo la difesa con Marino, ancora ci ha provato Livigno, ancora lui, l'autore del gol, il numero 10 di questa squadra di quest'oggi, e ancora a recuperare questo pallone, forse un po' troppo di foga. Sicuramente D'Alessandro un avversario molto difficile da superare. Sta dimostrando anche lui oggi di essere forse il migliore in campo per quanto visto. Qui allora il pallone verrà giocato ancora una volta con questo calcio di punizione affidato sempre al destro di Marino, che andrà molto probabilmente in mezzo. Si è ripreso allora Mattia Schiavo che prende posto anche lui in area di rigore. E allora vedremo. Cross no, la giocata è proprio per D'Alessandro che prova a sgasare, qui capisce tutto, allora non ha ritrovato. Allora termina in calcio d'angolo, primo calcio d'angolo del secondo tempo in favore del Cantieri chiamata allora a rispondere, a sbloccare il risultato. Il fattore campo sicuramente dalla sua parte. Qui il cross respinto dalla difesa e allora ancora Livigni che prova la giocata con l'esterno molto bene qui, ma c'è un ottimo tamponamento in fase difensiva. Occhio ora la Vis ancora che ci prova, c'è una trattenuta ai falli di Catanzaro, però non riesce il pallone a rimanere basso e quindi viene lanciato. C'è un'ottima giocata ancora una volta con il numero 11 Visconti, che adesso sta provando un pochino anche a puntare Cazziano, cioè che essere un pochino più cattivo anche lui sotto porta. Forse è mancato tanti cross, tanta corsa, forse servono anche le sue conclusioni. Un po' di malizia sicuramente è quella che il mister richiede. Qui attenzione perché adesso saranno in due a battere questo calcio di punizione. C'è proprio il capitano De Giorgio Emanuele che però da lì proverà verosimilmente un cross al centro. Vediamo come evolverà allora questo cross. Ci prova lui, il pallone è giocato dentro e qui poi ancora calamita il pallone nei piedi di De Giorgi che ha provato la giocata ma c'era fuori gioco. E allora sarà proprio Presti Giacomo a rimettere dal fondo. L'arbitro ha aspettato per vedere come si concludesse l'azione. Il vantaggio non è proseguito e quindi fischiato fuori gioco. Allora sarà Presti Giacomo ancora una volta chiamato in causa con i piedi a giocarla lunga. C'è il suo lancio
cercare ancora una volta Mattia Schiavo, che qui in mezzo a due prova a partire, chiamato forse con un fallo, ma segna di giocare l'arbitro. Quando siamo quasi al 10° della ripresa, sempre 1-1. E allora ancora una volta Catanzaro prova a domare un pallone abbastanza complicato, ma attenzione perché sulla respinta un pallone velocisimo perso dai ragazzi della Fincantieri, poi prova un lancio un po' fuori misura, un po' troppo precipitosa quella di Adelfio Salvatore, che ci ha provato. Allora il lancio ancora di Presti Giacomo, si alza questo pallone, è l'ennesimo contrasto, ma c'è forse una trattenuta e quindi c'è fallo fischiato sul corpo a corpo tra Viviano e il numero 3 Fiorentino. E ora primi cambi, allora entra con il numero 13 Lo Bianco, esce con il numero 5 Leonardo. Vedremo dove si andrà a posizionare, prende posto lui sulla fascia destra. Vediamo sempre Fincantieri in divisa rossa e blu, maglia rossa, pantaloncino blu e calzettone rosso per richiamare la maglietta. Di Palermo oggi in completo nero. Qui attenzione, il pallone è rimesso in mezzo, fa buona guardia Marino, ma ancora attenzione perché la palla è rimessa lì, ma c'è sempre un ottimo Marino. Qui Schiavo prova a chiudere, non riesce però il contatto visivo col pallone. Poi è giocato dentro, deve uscire Presti Giacomo. Calcola il tempo dell'uscita. E allora vediamo se andrà a lungo con i piedi. Sì, va a lungo proprio a cercare ancora una volta la velocità di Schiavo. E qui De Giorgi, preoccupato, manda il pallone, rimessa laterale. Sarà proprio Tantilla a rimettere in gioco ancora una volta. De Giorgi non riesce a trovare il pallone. Tantilla, ottima la giocata, allora a cercare proprio Schiavo, ma ancora una volta De Giorgi, il pallone è giocato lì, ci prova col mancino Calisti, quasi diventa un assist il suo tiro. E allora chiede tempo un attimo per allacciare le scarpe, ma ignorato. E allora ci sarà l'ennesimo cambio. Vediamo chi entra. Entra con il numero 20 Scurato Carmelo. Escerà al posto possibilmente una punta lì davanti. Schiavo rimane in campo, allora cambia solo fascia. Adesso Schiavo proprio sull'esterno destro. Ancora una volta giocato lì. Adesso può partire in contropiede, ma c'è sempre Marino che qui si impegna e riesce, attenzione perché poi riesce a rubare palla alla Vis, che prova un rimpallo di troppo. Ci ha provato Adelfio, sicuramente uno dei più propositivi dei suoi in questa partita, non ha mai smesso di lottare là davanti. Anche qui forse un rimpallo lo sfavorisce, ma sicuramente tanto sacrificio anche per lui. Pallone allora verrà rimesso in gioco con i piedi proprio da un difensore. Ancora una volta Presti Giacomo si disinteressa del rinvio dal fondo. Il lancio allora centrale, intercettata ancora una volta da Palermo, che ricomincia di nuovo a prendere campo, ma qui Schiavo fa un'ottima giocata e poi guadagna fallo proprio Viviano. Fallo tre quarti campo molto interessante. E allora, quando già siamo quasi al quarto d'ora della ripresa, sarà questo calcio di punizione. Andrà
Catanzaro questa volta, non Marino. Avrà lui col destro la posizione centrale, volendo anche per un tiro. Si parlano Marino e Catanzaro, i due bomber della squadra. Mister della Vispa richiama a grande voce le marcature. Vediamo allora, forse andrne tenta con un cross dentro. Ma Catanzaro il suo cross messo fuori dalla difesa, sarà calcio d'angolo qui. Provvidenziale qui col suo colpo di testa Agnello Giacomo. E allora sarà calcio d'angolo, sarà proprio Scurato a battere. Ora lì la sua battuta, il cross lungo di testa, insidiosa qui la conclusione. Ha provato allora la Fincantieri, che sicuramente sta spingendo tantissimo in questo secondo tempo, sta cercando 3 punti fondamentali per smuovere la classifica, per dare un messaggio anche alle avversarie. Loro ci sono vivi e proveranno fino all'ultimo a combattere qui, attenzione perché il pallone è giocato ancora una volta per Viviano, che prova il mezzo, pallonetto a cercare poi Scurato, il cross ancora buono, Scurato, diventa quasi un tiro. E qui ottima la giocata di Viviano, che poteva essere anche un po' più egoista e provare a calciare in porta. Ha provato un assist, un pallonetto per il suo compagno di squadra, Scurato, che è partito titolare la scorsa partita contro appunto il Bagheria, terminata 0-0. Ora avrà molto più di mezz'ora per cercare di trovare la porta. Qui ottima ancora la difesa da parte della Fincantieri. Ora è giocato largo ancora una volta per Tantillo, che prova il pallone in mezzo per Scurato, ancora lui a combattere, ma c'è la chiusura. Qui la rimessa l'arbitro affida alla Fincantieri. Qui sicuramente non si scambiano complimenti in campo i giocatori, magari chiacchierano sul da fare di questa sera. Qui il cross dentro e poi con un controllo un po' dubbio, ma l'arbitro fa segno che va tutto bene. Di testa, ha provato, occhio qui perché ha preso una gomitata Arena Riccardo, sicuramente una gomitata involontaria. Qui non è andato per fare male. Le due squadre fin qui hanno mostrato tanto agonismo, tanta cattiveria, tanta garra, ma sicuramente un fair play, anche tra ragazzi molto ordinati in campo. Non è mai c'è mai stato un qui pro quo di troppo tra i giocatori in campo, sempre chiarimenti, e qui si stringono la mano, bel gesto. Tra un pallone scodellato, allora sarà proprio Scafidi. Scafidi proprio a giocare questo pallone ancora una volta, a cercare proprio Viviano, che oggi forse avrà qualcosa in più da farsi perdonare sotto porta, ma non si può negare che forse anche lui uno dei migliori in campo della sua squadra. Qui non vadano a spese i giocatori della Vista, che adesso sono un po' in palla, provano un contropiede, la palla è buona, no? Fischia. E allora sarà proprio Tantillo a rimettere in gioco con le mani. Il pallone giocato ancora una volta per il suo numero 20, prova di fisico, qui c'è un calcio di punizione fischiato ancora una volta Arena, che adesso spende per la seconda volta il calcio di punizione. È entrato benissimo Scurato in campo. E allora si cominciano a preparare le coppie in aria, i blocchi e tutto quello che riguarda la fase offensiva. Andrà proprio Scafidi a battere, posizione niente male.
trovare anche una conclusione volante sul secondo palo. Coefficiente di difficoltà elevatissimo. Vediamo cosa deciderà di fare allora Scafidi. L'aria si svuota un pochino, entra adesso Catanzaro e i suoi compagni. Vedremo anche per un tocco magari. L'arbitro fischia questo calcio di punizione, forse più un tiro che un cross. Qui rivediamo coefficiente di difficoltà elevatissimo, e allora rimette in gioco subito ancora una volta la Vis Palermo, che in contropiede questo secondo tempo può far male, visto che la partita in questo momento la Fincantieri la sta gestendo molto bene. Qui ancora una volta Marino, non abbiamo più aggettivi per descrivere oggi la sua partita, fondamentale sempre lui. E qui Presti Giacomo urla e chiama questo pallone. Allora, poi ancora una volta per Scurato, che qui lotta ottima ancora contro De Giorgi. I due si tirano la maglia tra i gol, in questo caso il fallo è in favore della Vis Palermo. Allora sarà la Vis a rimettere in gioco questo pallone, si andrà sicuramente con un lancio lungo, e qui il pallone in avanti ancora una volta intercettato. Ottimo il lavoro di Viviano, che prova la giocata. De Giorgi non arriva, deve stare attento qui a non farsi male, non scivolare, attenzione perché va a terra adesso il capitano della Vis Palermo. L'arbitro non se ne accorge, ora sì, e qui chiama un attimo, forse nello scatto per prendere il pallone Crampi. Uno perché lo dovrebbe apposta. Sono Crampi, allora arriva anche qui lo staff tecnico. Basta! Che ti ho detto prima, sai? Che ti ho detto? E allora ora comincia un pochino la partita nella partita, devono stare concentrati anche i giocatori della Fincantieri, devono stare attenti qui. Zitto, Giovanni, zitto. E allora si ripartirà con una rimessa laterale, sarà proprio Tantillo a batterla. Il pallone è giocato ancora una volta, chiede di rientrare in campo, ma ecco adesso concesso il rientro in campo. E qui chiedono un calcio d'angolo, ma non vengono accontentati. Una rimessa, scusate, pallone, siamo veramente vicini. E allora perde un po' di tempo forse la Vis, ma rilancia ancora una volta. Adesso si gioca molto di fisico, partita veramente accesa adesso. E poi gioca dietro ancora Presti Giacomo con il suo rilancio, ancora una volta a cercare un instancabile Viviano, che qui prova fino alla fine ad arrivare sul pallone ma non riesce. Sempre 1-1, sempre un risultato di pareggio. In questo momento sicuramente la Fincantieri si trova un pochino a rincorrere quella che potrebbe essere una classifica molto più ghiotta. Con un pareggio in questo momento raggiungerebbe le sue dirette avversarie rispettivamente al secondo e terzo posto, ma con una vittoria addirittura le scavalcherebbe. Vis Palermo invece che potrebbe riagganciare il treno playoff e ricominciare magari anche a sognare in grande. Qui c'è calcio di punizione, allora braccato ancora una volta l'attaccante della Vis Palermo. Ora comincia un pochino a
fare buio, ma si gioca ancora. Ormai il pallone, i giocatori sentono la presenza dei loro compagni e qui Scurato prova il pallone forse un po' troppo lungo, era giusta l'idea. E qui Scurato ancora una volta non si accontenta, spende tutte le sue energie per chiudere questo possibile contropiede. E qui poi giocata ancora una volta Scurato, tocca l'arbitro per sbaglio. Il pallone è giocato ancora una volta, scodellato dall'arbitro proprio per la Fincantieri. Allora va Catanzaro, vediamo se sarà proprio lui decisivo ancora una volta. Qui purtroppo sbaglia questo pallone, forse un po' di imprecisione. Pallone giocato in mezzo e allora ancora adesso prova a imbastire una nuova azione offensiva qui la Fincantieri, ma c'è calcio di punizione. E adesso attenzione al piede di Catanzaro, ma anche Marino qui si avvicina pure lui timidamente al calcio di punizione. Vediamo chi tirerà. Sembra esserci proprio Catanzaro là davanti e quindi tanto Schiavo che richiama anche i suoi giocatori in difesa. Qui lo bianco va a dissetarsi, chiama la barriera ancora Mazzola, ma c'è un attimo un giocatore a terra. Vedremo allora se proprio Giovanni Catanzaro a regalarci l'ennesima gioia di questo match. Vediamo se riuscirà a portare con questo calcio di punizione. Sembra volerci provare, lo sguardo è quello di chi vuole andare in porta. In questo momento sarà fondamentale per lui isolarsi per cercare la massima concentrazione. La va proprio Catanzaro, il pallone non gira abbastanza, centrale, Mazzola para. E allora qui Mazzola cerca compagni liberi che però faticano a organizzarsi. Allora va al rilancio lunghissimo in questo caso, a cercare ancora una volta una delle sue punte. C'è la chiusura ancora una volta qui, il lancio, cercare proprio Scurato, ma anche si inserisce Viviano qui che non riesce, ma guadagna rimessa laterale. Adesso preme tantissimo la Fincantieri, andrà proprio Tantillo che lascia questo pallone al suo compagno Graziano. Andrà proprio Andrea Graziano allora. Come un cross la sua battuta, a cercare proprio il neoentrato con il numero 20 Scurato. Allora, poi giocato lì, c'è un po' di confusione in mezzo. Adesso riparte la Vis, prova ancora a imbastire un'azione, ricomincia benissimo qui il cambio di gioco, ma c'è l'ottima chiusura difensiva da parte della Fincantieri che poi riesce qui. Ottima la giocata di Catanzaro che con un velo lascia per Scurato. Ancora Catanzaro, prova lui ad entrare, contrasto fisico Catanzaro, palla deliziosa ancora, si gira con la conclusione, poteva benissimo Scafila lì, servirà ancora Catanzaro che si è inserito, forse non è stato molto deciso. Ottima la ruleta, ottima la giocata, non è riuscito a concludere. Qui ancora una volta Marino costretto agli straordinari. Adesso squadre molto spaccate in due. Fiorentino qui, anzi è De Giorgi, scusate, il capitano. Pallone giocato dentro, ma c'è fuorigioco. C'è fuorigioco abbastanza eclatante di Visconti. Ci sono le proteste, ma non protesta Visconti perché sa di essere in fuorigioco.
qui l'arbitro si avvicina minacciosamente alle panchine, ma ci sarà un cambio. Entra allora proprio col numero 18 Cristian Cilio. Vedremo se riuscirà lui, che sentiva tantissimo questo ballottaggio. Ci ha confessato nel pre-gara di essere molto carico per questa partita, di voler segnare, e vedremo se riuscirà a mantenere le nostre aspettative. La pressione adesso è tantissima per la Fincantieri, che prova in tutti i modi a vincere, guadagna metri, e qui sarà proprio Marina a incaricarsi della battuta. Prende un po' di campo con esperienza qui Marino, ma il direttore di gara non ne vuole sapere, lo rimanda più indietro. Allora vedremo in area come si organizzeranno. Giganteggia sempre Agnello dietro, che le palle di testa sono tutte sue. Occhio allora al cross dentro, vediamo cosa succede. Il pallone è giocato lì ancora, riesce a stopparla per un attimo la Fincantieri. Il pallone poi termina diversa dal fondo, un cross che prende una conclusione abbastanza in uscita. E qui adesso si incaricherà dalla battuta proprio il direttore della Vis Palermo. Lancio lungo ancora una volta, non supera questa volta la metà campo, e adesso attenzione ancora a Cilio che prova a caricarsi la sua squadra sulle spalle, si autolancia contro 3 addirittura, non lo tengono in 2, e qui costretti anche a un piccolo fallo, ma tutto regolare secondo l'arbitro. Ottimo qui la sgaloppata di Cristian Cilio, sicuramente può dare nuova enfasi all'attacco. Adesso attenzione perché qui recupera Schiavo, ottimo il pallone giocato lì ancora, c'è anche il recupero. I giocatori di Palermo stanno facendo un lavoro molto molto attento in interdizione, forse adesso stanno mancando in fase offensiva, e da un po' che non riescono ad arrivare tra la porta di Prestigiacomo. E qui c'è calcio di punizione proprio sull'altare del gol dell'1-1, proprio su Bilini. E allora sarà proprio il direttore di gara a fischiare questo calcio di punizione. Ho detto di aspettare qui. Allora vedremo cosa ne uscirà fuori da questo calcio di punizione da metà campo. Provano a prendere un po' di campo anche i giocatori della Vis Palermo dopo una fase di sofferenza. I Cantieri sicuramente, per quanto visto in questo secondo tempo, ora meriterebbe forse il vantaggio, ma come sappiamo ogni partita fa storia a sé, e qui regge ancora una volta l'1-1. Allora ci avviciniamo alla seconda parte di questo secondo tempo. C'è un tiro cross che Prestigiacomo in 2 tempi chiama e fa suo. Rilancia ancora a cercare Scurato, il pallone è intercettato e ancora una volta Scurato lanciato qui, prova a girarsi ma c'è il calcio di punizione qui. C'è stato il fallo forse un po' troppo duro di Mauro Luigi. L'arbitro esibisce il cartellino giallo, non protesta qui. Il giocatore della Vis Palermo sa di aver fatto fallo, ma ha fatto benissimo a spendere questo calcio di punizione così. Se non fosse stato utilizzato proprio questo metodo un po' bruto, sicuramente Scurato si sarebbe trovato 1 contro 1 col portiere. C'era anche comunque Cilio dall'altro lato, il secondo palo sarebbe stato un 2 contro 1 abbastanza letale. E qui vediamo cosa succede.
sarà sempre il numero 10, sarà sempre allora Giovanni Catanzaro a battere questo calcio di punizione. C'è vicino a lui anche Tantillo. Vediamo se qualcuno toccherà questo pallone o andrà direttamente in porta o chi lo sa anche un cross. Da lì sembra voler crossare dentro. Vediamo ora. Proveranno a giocare il pallone i due. E allora c'è il cross in mezzo, la conclusione da parte proprio di Marino, che è andato a saltare di testa. La palla termina, è rimessa dal fondo, si incaricherà ancora una volta Mazzola della rimessa dal fondo. Qui nel frattempo varie sostituzioni nella Vis Palermo. Direi un attimo come si riorganizzeranno i ragazzi con maglia nera quest'oggi. E allora c'è proprio il lancio a centrocampo, allora Catanzaro intercetta, allora pallone ancora al lanciare di Cilio. Marino di testa non riesce questa volta e quindi con tanta eleganza qui Graziano pulisce questo pallone un po' sporco, la regala al suo portiere. C'è il lancio in avanti ancora, che colpo di testa da parte di uno dei difensori, De Giorgi di testa. Adesso si aspetta l'arrivo di un pallone. Qui ora sarà proprio De Giorgi a rimettere in gioco. La battuta lunga sarà quasi come un cross, infatti è una gittata molto lunga, ma c'è un calcio di punizione. Era calcio di punizione, aveva preso posizione il giocatore della Vis Palermo, che adesso provano di nuovo ad affacciare il muso verso l'area di rigore della Fincantieri. E allora andrà forse il neoentrato di Caccamo. Vediamo se sarà lui in gol nella scorsa partita, vedremo. È giocato in mezzo, scusate, non era di Caccamo, ingannato un po' la maglia dietro, era proprio Visconti a tirare questo calcio di punizione. Torna adesso in posizione sulla fascia sinistra, quindi andrà con i piedi. Giocato in avanti ancora, qui c'è una trattenuta. Adesso è partita abbastanza spezzettata. Qui la stanchezza si fa anche sentire. Molte volte per stanchezza si commettono anche falli ingenui come questo, che permettono di ripartire adesso alla Vis Palermo, che fin qui sicuramente giocando un secondo tempo molto sottotono. È vero che ha speso anche tantissimo. Attenzione, adesso qui il cross messo fuori ancora una volta la difesa, il pallone ancora in avanti, troppo forzata questa giocata, a cercare poi Viviano, che ha corso veramente tantissimo quest'oggi. Sarebbe bello poter mettere un GPS nella schiena a Viviano ed Alessandro, due che oggi hanno fatto sicuramente più chilometri di tutti i motori di questa squadra.
Allora, il pallone ancora giocato. Qui adesso l'arbitro fischia l'ennesimo calcio di punizione per trattenuta. Calcerà col numero 10 proprio Catanzaro, sempre a lui affidate i calci di punizione nella metà campo offensiva. Vediamo come trasformerà il calcio di punizione. Siamo quasi alla fine di questa partita, sicuramente un risultato in questo momento. Attenzione perché c'è la conclusione girata, ci ha provato, stato proprio Cilio, visto il pallone sbucare all'ultimo, incolpevole, anzi con i riflessi veramente molto bravo qui a girarsi e concludere. È mancata solo un po' di potenza, ma stiamo parlando di un'azione che avviene tutta in una frazione di secondo. E qui ennesimo calcio di punizione in favore della Vis Palermo. Ci sono altri cambi nella Vis Palermo. Sicuramente adesso forze fresche faranno molto bene in questa fase finale, dove ha dato veramente tanto la Fincantieri, che quindi ora forse potrà concedere qualche ripartenza in più. Sicuramente l'idea di offendere è quella di entrambe le squadre, ma sarà la Fincantieri a provarci sempre di più. Allora esce nel frattempo col numero 11 l'autore fin qui del gol che ha portato in vantaggio la sua squadra, Mattia Schiavo. Al suo posto entra Pirro Lorenzo con il numero 14. Ora vediamo cosa succederà. Molta confusione in area, tanti duelli qui, e allora l'arbitro deve un attimo osservare un pochino la scena, non fischia perché guarda un po' tutti, della serie attenti che io fischio. Minimo contatto, quindi prova il cross, completamente sbagliato questo cross. Il pallone andava forse per una spizzata sul secondo palo. Altri cambi, quindi un forcing finale a cercare forze fresche in entrambe le squadre. Allora, rinvio dal fondo, battuto alla Fincantieri che qui gioca con Viviano, il pallone dentro, a cercare proprio Scuro. Qui Scurato non è riuscito. Non è riuscito a girarsi, qui Scurato. E allora sarà proprio Graziano a battere questa rimessa. Allora si appoggia ancora una volta lì il pallone a cercare Scurato che lotta, è entrato molto bene in partita. Il pallone a cercare ancora Graziano, ma viene chiuso e quindi vuole ripartire in contropiede. Qui c'è un'ottima chiusura ancora una volta di Tantillo che non si fa saltare, e il pallone ha giocato ancora
poi lì, gazione in avanti per Scurato che prova ancora per il 7, Cantillo e palla dentro! La sblocca proprio Cilio! È proprio lui! L'aveva detto! L'ha fatto! È entrato! E ha rotto il due la partita! L'aveva detto! Proprio lui! Criticato all'inizio! E adesso portato nell'Olimpo degli dei! Porta in vantaggio la Fincantieri con 3 punti che in questo momento vanno al secondo posto da solo. Concentrati! Meno 1 alla capolista, l'aveva detto Cilio. E allora quando siamo quasi al termine di una partita veramente lunga, veramente instancabile, riesce a trovare la zampata che qui vale il 2-1. Fincantieri 2, Vis Palermo 1. Si ricomincia allora. Vedremo se poi l'arbitro darà un cospicuo recupero oppure si manterrà sempre la solita linea guida di 2-3 minuti. Ottima la giocata di Scurato che ha cercato poi dentro Tantillo, un'azione abbastanza all'inizio sembrava un po' confusa, ma i ragazzi in campo sicuramente sono riusciti a trovarsi. Ripetiamo che la visibilità non è eccellente, ma sicuramente sanno trovarsi come pochi. E allora attacca adesso a testa bassa la Vis Palermo. Ottimo l'azione ancora, adesso Scurato provano a schermare lui e Cilio. Palla giocato sul filo del rasoio e quindi c'è il cambio di gioco, ma è Catanzaro a intercettare questo pallone, ancora Catanzaro e qui calcio di punizione allora per la Vis Palermo. Poteva essere un'azione, un pallone veramente velenosissimo. Qui battono subito i giocatori della Vis. Il lancio in avanti, ancora una volta buca la difesa. Il pallone è giocato lì, forse un tocco di mani. L'arbitro continua. E allora si gioca ancora De Giorgi. Prova lui il capitano a suonare la carica. Viene chiusa ancora una volta. E qui Cilio fa un lavoro grandissimo. Attenzione perché poi il pallone lanciato dentro la panchina a rischiare di prendere anche qualche componente dello staff tecnico, ovviamente involontario nella foga del momento, si scusa infatti. È stato proprio Cilio a lanciare questo pallone nella porta sbagliata questa volta. E qui entra un attimo lo staff tecnico perché c'è stato uno scontro di gioco nell'azione che ha portato alle proteste del CUS Vis Palermo. Un tocco di mani all'interno o al limite dell'area di rigore. E allora vedremo come e chi batterà questo calcio di... No, è la rimessa trale che non si capisce adesso bene l'arbitro cosa scodella questo pallone. E allora riparte la Vis. Il pallone è giocato subito in avanti. Allora il giocatore della Fincantieri, qui il campanile. E allora prova ancora Visconti, ma senza Fiorentino. Il pallone poi giocato lì. Pallone che arriva, la rimessa laterale sarà proprio De Giorgi, il capitano. Il cross dentro, ancora una volta Marino che giganteggia ancora dietro e qui Scurato fa un lavoro di sacrificio, ma l'arbitro non fischia fallo e quindi il pallone è giocato lì, è costretto a uscire. Attenzione all'uscita di Presti Giacomo. Vogliono il cartellino giallo, non si capisce bene adesso.
era in vantaggio. Qui Presti Giacomo nell'uscita, infatti guadagna sto calcio di punizione, chiede l'ingresso dello staff tecnico. Per me quando è così non ti fermare mai dall'attantillo. Dovrebbe essere allora punizione in favore della Fincantieri. È andato in anticipo Presti Giacomo, ha tagliato la strada, ha preso soltanto il pallone, l'avversario lo colpisce purtroppo. Qui l'arbitro ora dovrà un attimo tenere il tempo perché il risultato è di 2-1, ma tutto può succedere in questi minuti finali. E qui ancora non si capisce bene. Si parte allora l'arbitro che dà tempo in più. Il calcio di punizione batterà proprio Marino, che difensivamente ha fatto una signora partita, anche oggi tra i migliori in campo. Allora lancia a cercare uno tra Scurato e Cilio, vediamo. Sono gli unici due riferimenti offensivi in questo momento. Si mantiene basso il baricentro della squadra della Fincantieri. Proprio a cercare Scurato, la sua sponda in avanti, a cercare uno tra Cilio, però è Tantillo. Qui Cilio lotta, qui e guadagna adesso laterale, perché adesso sono un po' di proteste, ma sarà Tantillo a rimettere in gioco. Non è per Scurato, ancora lui. Prova Catanzaro a chiudere, ancora Catanzaro, mette la zampa, ma più caparbi i giocatori della Vis, che adesso partono in contropiede. Qui la palla lunga, vediamo se ci arriva. No, non ci arriva. L'allenatore della Vis chiede pressing alto per questi minuti finali, gli ultimi sforzi. Anche De Giorgi prova lui, ma c'è l'ennesima interruzione qui. Vediamo il direttore di gara come proverà a snodare questa matassa. Varie proteste destra e sinistra. E allora il rilancio in avanti, ancora a cercare qualche punta. Qui prova ancora Catanzaro, ottima la palla per Scurato, proprio lui Scurato, allora si invola verso la porta, ancora Scurato, prende il fondo, il suo cross dall'altro lato, occhio perché diventa buona ancora per la Fincantieri qui, ma c'è un calcio di punizione, ma l'arbitro assegna la rimessa laterale, gioco pericoloso. Era andato proprio il numero 14 Pirrera. Siamo oltre il 90esimo qui. Vediamo adesso. Ancora l'arbitro che fa giocare il lancio in avanti della Vis. Chiude ancora una volta e poi Catanzaro di testa. Scurato, prova lui col tacco. Giocata deliziosa per Tantillo che prova il lancio ancora una volta a cercare Scurato, un triangolo abbastanza grande che si era chiuso, va al rilancio lungo, ma su questo rilancio finisce la partita 2-1 per la Fincantieri, una partita pazzesca, 1-1 primo tempo, 2-1 finale. Fincantieri si lancia allora al secondo posto, una partita sofferta, combattuta. Onore alla Vis Palermo che fino all'ultimo è rimasta in gara e ha provato nei minuti finali a trovare il gol del pareggio. Ci riproveranno sicuramente la prossima giornata, ma intanto la Fincantieri si gode questo secondo posto aspettando le altre partite, sempre a -1 dal Buon Pastore, primo in classifica a 22 punti.
E allora su questo fischio finale e su questo risultato di 2-1 noi vi salutiamo ancora una volta